Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Il comune di Paternò sciolto per infiltrazioni mafiose, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Stop alla concessione demaniale alla società italo-belga per la spiaggia di Mondello, lo chiede la Commissione regionale antimafia che manda gli atti della sua inchiesta in procura a Palermo. Trapani, navi guaste non segnalate, nuova indagine travolge la compagnia di navigazione Liberty Lines, indagate 48 persone, sequestri per oltre 100 milioni di euro, pesanti le accuse, truffa, corruzione, attentato alla sicurezza della navigazione e falso. Smantellata nel Catanese un'organizzazione che controllava le piazze di spaccio tra Librino, Mister Bianco e San Giovanni Galermo, il gruppo aveva una considerevole disponibilità di armi, 10 gli arresti. La faglia in prossimità della scuola Teresa di Calcutta, Tre Mestieri nel Catanese, sarà monitorata con speciali sensori. La decisione arriva dopo il vertice al comune tra i commissari e la protezione civile. Palermo, dati positivi per le imprese dell'isola nell'istantanea che arriva dall'Assemblea Pubblica di Sicindustria. Il presidente di Confindustria Orsini, la Sicilia ha ottimi numeri. Calcio, altra tegola per il Catania in vista della gara con il Latina, brutte notizie per Toscano dall'infermeria, Pieraccini out per un problema muscolare, domenica assenti anche gli squalificati Ierardi e Quaini. Bentrovati, il comune di Paternò sciolto per infiltrazioni mafiose, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, un provvedimento che non ci coglie di sorpresa, ha commentato l'ormai ex primo cittadino Naso. Orazio Longo. Il comune di Paternò in provincia di Catania non ha più un'amministrazione. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Viminale, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale e l'affidamento della gestione dell'ente per la durata di 18 mesi a una commissione straordinaria. Decadono anche sindaco e assessori. La notizia non arriva del tutto a sorpresa. Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose è stato disposto dopo la relazione della commissione prefettizia. L'accesso ispettivo al comune era stato disposto in seguito all'operazione antimafia Atena condotta dai carabinieri nell'aprile del 2024, operazione che in città aveva fatto scattare un'indagine che aveva prospettato il coinvolgimento anche del primo cittadino e di altri soggetti legati all'amministrazione oggi imputati per voto di scambio politico-mafioso. Siamo certi, afferma Nino Naso, che i nostri atti amministrativi sono stati sempre improntati al rispetto della rigorosa osservanza delle leggi e della legalità. Il provvedimento del Consiglio dei Ministri non ci coglie di sorpresa, ma conferma che nonostante la correttezza dell'azione amministrativa si possono operare scelte politiche, conclude Naso, che danneggiano un'intera comunità. Di certo la decisione del Consiglio dei Ministri, oltre che sul piano amministrativo e giudiziario, pesa anche sugli equilibri politici. Stop alla concessione demaniale per la spiaggia di Mondello, lo chiede la Commissione regionale antimafia che manda gli atti della sua inchiesta in procura a Palermo. Ma sentiamo Manlio Viola. Revocare immediatamente la concessione alla italo-belga che gestisce la spiaggia di Mondello dal 1992 grazie a una proroga del 2005. Lo chiede alla Regione siciliana la Commissione regionale d'inchiesta sulla mafia al termine di 19 pagine di relazione sugli accertamenti fatti proprio sulla concessione demaniale. La Commissione antimafia ha ascoltato Ismaele Lavardera che ha lanciato la sua crociata contro la italo-belga, il dirigente generale dell'assessorato al territorio Calogero Biringhelli e la stessa società ed è giunta alla conclusione che la italo-belga ha dato in subappalto una porzione importante della sua attività alla GM Immobiliare senza autorizzazione regionale e violando la concessione stessa. C'è una gravissima violazione della concessione stessa perché la italo-belga ha di fatto esternalizzato molte delle attività che erano in regime di concessione alla italo-belga affidando a una società terza senza chiedere l'autorizzazione alla Regione e senza che la Regione avesse gli elementi per chiedere la certificazione antimafia. Una richiesta che trae origine dunque da un vizio tecnico amministrativo nel quale si può insinuare però una società come la GM in seguito destinataria di interdittiva antimafia da parte della prefettura. Tenendo la Regione all'oscuro, la italo-belga avrebbe favorito questa infiltrazione, almeno da un punto di vista amministrativo. Altri dovranno affrontare eventuali questioni penali e per questo la Commissione manda gli atti in procura e sottolinea però come la vicenda di Mondello potrebbe essere solo la punta di iceberg. La questione riguarda sia la italo-belga ma anche l'assessorato al territorio e ambiente che ha l'obbligo di vigilanza e che non ci pare lo abbia esercitato con quella senso di responsabilità e anche nel rispetto delle procedure di legge che vigono e che anche la Regione ci sembra che non ha rispettato.
Inchiesta della Procura di Trapani sulla Liberty Lines. La compagnia di navigazione non avrebbe comunicato alla Regione una settantina di avarie ai mezzi avvenute in 2 anni, incassando però ugualmente i finanziamenti. Tra gli indagati anche parenti degli armatori Morace. C'è stato un sequestro di oltre 100 milioni di euro, ma i collegamenti con le isole, rassicura la Procura, continueranno ad essere assicurati in quanto sono stati nominati 3 amministratori giudiziari. Laura Spanò. Compariranno tra lunedì e martedì davanti al GIP di Trapani Massimo Corleo le 9 persone per le quali la Procura ha chiesto l'applicazione delle misure cautelari nell'ambito della maxi inchiesta che vede coinvolta la compagnia di navigazione Liberty Lines che opera nei trasporti veloci sulle rotte che collegano la Sicilia alle isole minori. Sono manager, amministratori e ufficiali della Capitaneria di Porto indagati a vario titolo per i reati di corruzione, falso, frode nelle pubbliche forniture, rivelazione di segreti d'ufficio, attentato alla sicurezza della navigazione. Gli indagati sono 48, comprese 2 società di navigazione. Oltre alla Liberty Lines anche la SNS, società realizzata dagli armatori Morace e Franza per acquisire dalla Regione la dismessa compagnia Siremar. Il nome di Franza però non compare tra gli indagati. Compariranno dinanzi al GIP lunedì Alessandro Forino, Anna Alba, Giancarlo Licari, Ferdinando Morace e il sottufficiale della Capitaneria di Porto Elio Maniglia. Martedì sarà la volta di Marco Dalla Vecchia, Gennaro Cotella, Gianluca Morace e Nunzio Formica, tutti della Liberty Lines. L'indagine della finanza, coordinata dalla Procura, è scattata nel 2019 ed è arrivata sul tavolo del GIP nel dicembre 2024. Un faldone di 4.000 pagine. L'invito a comparire invece è dello scorso 14 novembre. Ancora una volta, dietro i collegamenti veloci navali tra la Sicilia e le isole minori, emerge così uno scenario fatto di gravissime complicità. Obiettivo: lucrare il più possibile sui fondi pubblici messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione. Dalla Procura di Trapani fanno sapere che l'inchiesta e l'esecuzione dei sequestri non ferma l'attività di navigazione indispensabile per garantire i collegamenti tra le isole minori e i porti della Sicilia. È stato per questo nominato un collegio di amministratori giudiziari composto da 2 dottori commercialisti e un avvocato. Un corteo pacifico si è trasformato in guerriglia urbana. È successo a Catania il 17 maggio scorso. Sono stati arrestati 2 dei protagonisti di quelle violenze. Sentiamo Lorena Dolci. Vedete tutti quegli ombrelli che punteggiano il corteo? Eppure il 17 maggio scorso a Catania non pioveva. Striscioni ombrelli servivano da paravento per un veloce cambio d'abito. In coda al corteo che manifestava contro il DDL sicurezza, 200 persone circa, un gruppetto lasciava gli abiti civili per indossare tute nere e cappucci integrali, quasi una sorta di divisa da guerriglia urbana che di lì a poco infatti si scatena. Eccoli in azione lungo il percorso del corteo da piazza Santa Maria del Gesù a piazza Stesicoro. Prendono di mira negozi, alberghi, palazzine, i passanti scappano impauriti, ma l'obiettivo principale è il carcere. A piazza Lanza si registrano gli episodi più gravi organizzati: petardi, bombe molotov e fuochi d'artificio lanciati ad altezza uomo, ma anche sassaiole con pietre frantumate sul posto. Esponenti dell'area narco-antagonista li definisce la Procura di Catania, che stamattina ne ha arrestato 2, il catanese Luigi Bertolani di 33 anni, trovato in un casolare alla periferia della città, e Gabriele Venturi di 22 di Brindisi. Un terzo è ricercato all'estero, altri 13 sono indagati. 2 facce del diritto di manifestare, una legale e pacifica, l'altra dei professionisti della violenza di piazza, anche in trasferta. Uno era già stato arrestato durante un corteo no ponte. Mi sembra che passino in secondo piano i contenuti della protesta, perché sia che sia come è successo a Messina, contro il ponte, piuttosto che per un'altra causa. Diciamo, l'obiettivo di queste persone è solamente uno, quello di attaccare i rappresentanti dello Stato. Sembrano irriconoscibili, ma la Digos guarda e riguarda i video. Sono stati colti alcuni importantissimi particolari quasi impercettibili grazie all'occhio degli operatori della sezione antiterrorismo della Digos, che ha consentito l'identificazione certa dei 3 soggetti. L'accusa è di devastazione e saccheggio. Il catanese è accusato anche di lesioni a un funzionario di polizia e di rapina per aver sottratto la paletta di servizio ad un vigile urbano. Nel catanese è smantellata un'organizzazione che controllava alcune piazze di spaccio tra Libirino, Mister Bianco e San Giovanni Galermo. Il gruppo aveva una considerevole disponibilità anche di armi. 10 le persone arrestate. Luca Ciliberti.
Parco Giochi era il nome della chat di gruppo utilizzata dai 10 indagati, 8 finiti in carcere e 2 donne, ai domiciliari nell'ambito di un'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Giarre su delega della procura di Catania. Parco Giochi era anche la piazzetta di San Giovanni Calermo dove i 10 indagati accusati di far parte di un'associazione finalizzata al traffico di droga e detenzione e porto illegale di armi e munizioni si riunivano. L'indagine prende le mosse nel maggio 2023 dal verificarsi 2 attentati incendiari ai danni di 2 ditte edili nel comune di Santa Venerina. Le indagini attraverso le intercettazioni telefoniche ambientali hanno accertato l'esistenza di un'associazione che controllava lo spaccio di cocaina, crack, hashish e marijuana in almeno 4 piazze dislocate nella periferia di Catania tra Librino, San Giorgio e Mister Bianco che facevano riferimento a 2 capi, Carmelo Palermo di 31 anni e Alessandro Caffarelli di 27 anni. Alcuni degli indagati erano affiliati al clan Cursotti milanesi, appartenenza che ostentavano orgogliosamente con il simbolo identificativo della squadra di calcio del Milan nell'abbigliamento e con gli adesivi nelle auto. La pericolosità dell'organizzazione è dimostrata anche dalla considerevole disponibilità di armi cripticamente definite cugini all'interno delle intercettazioni, di cui facevano sfoggio in chat quando si doveva organizzare una spedizione punitiva. Le armi e la presenza costante nel territorio poi servivano per accreditarsi nel contesto criminale delle periferie agli occhi degli altri gruppi rivali. L'organizzazione dirimeva controversie, come nel caso del pestaggio di un topo d'abitazione che aveva sconfinato, e imponeva estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno. Gli introiti dell'associazione ammonterebbero a circa 3.000 euro al giorno. Ad ogni partecipante poi veniva garantito uno stipendio di circa 600 euro a settimana. La cassa comune provvedeva poi all'assistenza degli associati anche in caso di arresto. E adesso a Gela, dove 5 persone sono state arrestate, 11 indagate, oltre 242 episodi di cessione di sostanze stupefacenti documentate. Il bilancio dell'operazione White Ship dei Carabinieri di Gela. La droga, ha spiegato il procuratore Salvatore Vella, veniva consegnata a rider in motorino. Il capo del gruppo era il 25enne Emanuele Curvà, allevatore arrestato, assieme al padre, 49enne, Crocifisso Curvà. Già lo scorso settembre erano stati destinatari di custodia in carcere per armi scoperte durante un'indagine. Sfruttamento del lavoro e truffa aggravata ai danni dello Stato. I carabinieri di Cefalù hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini a carico di 9 persone, uomini e donne di età compresa tra i 26 e i 75 anni. Gli indagati, dirigenti e tutor di alcuni istituti paritari riconducibili a una cooperativa sociale, avrebbero falsamente attestato la regolarità dei progetti formativi e la frequenza ai corsi degli alunni, intascando ovviamente lauti compensi. Adesso una breve pausa, a tra poco. A Tremestieri Etneo nel Catanese, dopo la grande paura del terremoto, arrivano le prime risposte. La faglia in prossimità della scuola Teresa di Calcutta sarà monitorata con speciali sensori. Sentiamo Tonino De Mano. Nessuna sospensione delle lezioni alla Teresa di Calcutta, che quindi resterà aperta. Nel frattempo sarà avviata una richiesta d'accesso agli atti per avere la documentazione tecnica relativa alla sicurezza della struttura e la faglia verrà monitorata perennemente dalla Protezione Civile utilizzando speciali sensori. Queste le conclusioni dell'incontro convocato al comune di Tremestieri Etneo, che ha visto sedersi attorno ad un tavolo i 3 commissari prefettizi, tecnici ed i responsabili della Protezione Civile, chiamati ad esprimersi sul futuro della scuola realizzata in prossimità di una faglia in un territorio fragile e ad alto rischio sismico. Le scosse di terremoto di lunedì scorso hanno riaperto fratture e dibattiti sulla sicurezza. Non ho portato mia figlia a scuola perché appunto la situazione mi desta molta preoccupazione. Il suolo esternamente del parcheggio è abbastanza evidente a tutti, sotto gli occhi di tutti, che ha questa crepa, idem anche all'interno nella parte del giardino. Anch'io da genitore non sono tranquillo. L'unica cosa che chiedo, che credo sia molto semplice, è che venga messo qualcosa nero su bianco. Comprensibile la preoccupazione dei genitori degli alunni, rappresentati anche dal Comitato Spontaneo Centro Ravanusa, che dopo una mattinata di tensione sono stati ricevuti dai commissari che hanno fornito rassicurazioni sulla sicurezza della scuola. Contestualmente verrà predisposto un adeguato piano di evacuazione del circolo didattico anche per la presenza di un cantiere all'interno dello stesso.
Le imprese siciliane crescono e producono, è l'istantanea che arriva dall'Assemblea Pubblica di Sicindustria che si è svolta a Palermo. Il presidente di Confindustria Orsini dice: la Sicilia ha ottimi numeri. Marco Gullà. Investire al sud per far crescere l'Italia. A Palermo oggi l'Assemblea Pubblica di Sicindustria. L'obiettivo degli investimenti in Sicilia è quello di avvicinare sempre più le imprese alle pubbliche amministrazioni con lo snellimento della burocrazia e meno lungaggini. Lo snellimento della burocrazia che noi chiediamo significa avere scorciatoie. Noi scorciatoie non ne vogliamo avere, ma nemmeno possiamo avere lungaggini o possiamo avere autorizzazioni in anni, cose che si possono fare, come abbiamo visto tra l'altro con la ZES, in pochi mesi. Presente a Palermo anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, soddisfatto per i numeri delle imprese nell'isola. Bene anche i dati che leggiamo, 2024 l'Italia ha fatto un più 0,7, invece la Sicilia ha fatto più 1,3 e quindi continuiamo così. L'unica strada è quella, credo che la ZES abbia fatto bene, perché gli investimenti che comunque sono stati messi dal governo, i 5 miliardi e 8 hanno trasformato in tutto il sud 28 miliardi di investimento con 35.000 assunzioni, quindi la via giusta è quella e sappiamo anche quanto ha fatto bene per quanto riguarda, diciamo, le amministrazioni pubbliche e le decisioni di fare presto. L'economia cresce e produce più interessi, rimarca il governatore Renato Schifani. Cresce, produce più interessi, naturalmente interessi positivi, e quindi lo guardiamo con attenzione. Sulla manovra puntiamo moltissimo sulla decontribuzione, ma puntiamo anche sul soft working, per esempio, che è stato alcune ore fa votato all'unanimità in commissione per fare in modo che i nostri ragazzi possano lavorare a distanza, ma in Sicilia, dando un contributo alle imprese del nord che, facendo lavorare questi ragazzi, accettino questo lavoro a distanza. Quindi stiamo puntando su una manovra importante, molto importante, che guarda al mondo dell'impresa, ma guarda anche alle famiglie, guarda al sociale, guarda anche alle infrastrutture. Il presidente Schifani, a margine di questa conferenza di Sicindustria sulla mozione di sfiducia delle opposizioni al suo governo, dice: mi risulta che le opposizioni stiano ancora raccogliendo le firme, hanno fatto una conferenza stampa senza averle, sicuramente le raccoglieranno, attendiamo e poi noi faremo la nostra parte e diremo il nostro pensiero politico in aula. Sono ampiamente sereno e tranquillo. Lo ha detto appunto il presidente Schifani a margine di questa assemblea pubblica di Sicindustria a Palermo sulla mozione di sfiducia illustrata all'ARS dalle opposizioni. L'attività che svolgiamo ai crateri silvestri non è soggetta ad autorizzazione perché lo sbigliettamento per il solo accesso al sito non rientra nel criterio della cosiddetta fruizione, condizione necessaria perché ci sia l'approvazione del Parco dell'Etna. Dunque rimaniamo serenamente al mittente l'accusa di attività illecita o abusiva. Lo afferma l'imprenditore Francesco Russo Morosoli, patron della funivia dell'Etna, sul ticket di 5 euro messo per l'accesso ai crateri silvestri nella zona del rifugio Sapienza, che non vale per i residenti in Sicilia, dopo la sua audizione davanti la 4ª commissione all'ARS. Auspico vivamente, sottolinea l'imprenditore, che il Parco dell'Etna mi convochi per trovare una soluzione che sia condivisa e soddisfi le esigenze di tutti i profili. Adesso una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. È emergenza difesa per il Catania in vista della partita di domenica contro il Latina. Auto anche Pieraccini, pronta una maglia da titolare per Allegretto, sinora utilizzato con il contagocce. Per Toscano 48 ore di tempo per capire su chi potrà contare. Francesco Triolo. Domani in conferenza stampa Mimmo Toscano potrà avere il quadro più chiaro, ma quella che si preannuncia in vista della partita di domenica al Massimino contro il Latina per i rossaazzurri è un'autentica emergenza in difesa. Il tecnico si ritrova a corto di uomini, soprattutto appunto nel reparto arretrato che è già privo di Gherardi, che deve scontare ancora 2 giornate di squalifica, deve fare i conti anche con l'infortunio di Pieraccini, fermo come accertato dagli esami strumentali per una lesione distrattiva del flessore della coscia destra. A questo aggiungiamo anche la squalifica di Quaini, che in passato è stato impiegato anche in difesa e poteva essere una soluzione, oltre all'infortunato di lungo corso Martic. Ecco quindi che l'allenatore rossazzurro ha ben poco da immaginare e dovrebbe dare fiducia ad Allegretto, sinora utilizzato con il contagocce, solo 3 presenze da subentrante per appena 32 minuti di gioco,
che è l'unico difensore di ruolo rimasto a disposizione, mancino da adattare a destra nella linea 3 con Di Gennaro e Celli. Le alternative sono l'impiego da braccetto di Casasola con Lunetta sulla corsia esterna o l'abbassamento di Corbari, già destinato a rimpiazzare Quaini in mediana, con Jimenez a centrocampo. E da valutare c'è anche la condizione di Donnarumma, che potrebbe cambiare qualcosa nelle scelte. Insomma, 48 ore di tempo per pensarci, per capire soprattutto chi Toscana può avere a disposizione. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata.